Biasantes, bentornati amici a casa. La settimana scorsa abbiamo lasciato Bruno Lombardi col dirci che oggi ci avrebbe parlato della Basilica di Saccargia e dei suoi affreschi. E Bruno è qui con noi. Ciao Bruno, bentornato. Buongiorno a te, buongiorno a voi. Niente, ce l'hai detto tu che ci avresti parlato di Saccargia. Quindi andiamo a scoprire questa bellissima basilica che si trova a Codrongianos e che è aperta e quindi è possibile visitare e quindi è possibile vedere questa bellissima rappresentazione in affresco, quindi rappresentazione pittorica nell'abside della chiesa, Una chiesa che è stata edificata intorno al XII secolo e quindi gli affreschi dovrebbero essere pertinenti a quel periodo, comunque vicini a quel periodo, è una chiesa dei Camaldolesi, quindi c'era un monastero camaldolese, e Camaldolesi è una delle congregazioni oggi, delle grandi congregazioni del mondo benedettino, che seguono quindi la regola di San Benedetto. Camaldolesi perché da Camaldoli, che è la casa madre che si trova appunto in Toscana, e ancora oggi presenti e viventi in alcune zone anche del mondo. In Sardegna purtroppo non c'è quasi più una traccia monastica, c'è solo quella di San Pietro de Sorres, che è di carattere sublacense. Poi abbiamo qualche piccola realtà, abbiamo anche il monastero Mater Dei, una piccola realtà monastica verso Olbia. Ma ritorniamo agli affreschi. Sono esattamente una grande finestra sul mondo monastico del tempo, ma praticamente possiamo dire senza tempo, e anche sulle Sacre Scritture. Infatti la regola di San Benedetto che quindi possiamo dire insomma intorno al VI secolo ha operato, ha rivoluzionato quelle che erano le regole, diciamo così, rivoluzionato tra virgolette, quelle che erano le regole che si conoscevano al tempo. C'erano tante altre regole, le regole non so, dei padri del Giura, la regola del maestro, da cui ha attinto molto Benedetto per la sua regola, ma soprattutto San Basilio il Grande e anche San Cassiano. Infatti nella regola di San Benedetto vengono citati questi grandi testi. La prima parte degli affreschi, perché gli affreschi di Saccargia devono essere letti secondo gli ordini, no? Come gli ordini del teatro se vogliamo, da sinistra verso destra e quindi dal basso verso l'alto. Nella prima parte noi appunto vediamo poi in sovraimpressione alcune immagini per dare delle spiegazioni ulteriori, la figura di un personaggio santo in abiti monastici che sta quasi indicando un qualcosa in un segno molto particolare che è presente altre due volte all'interno di questi grandi affreschi, verso un personaggio che è quasi, diciamo così, inginocchiato verso di lui. Ecco, quella è a mio avviso una scena molto importante che riguarda l'obbedienza monastica. Quel personaggio potrebbe essere anche San Benedetto, potrebbe essere anche San Romualdo, ma certamente è la figura di un abate, perché l'abate fa le veci di Cristo nella regola di San Benedetto e deve indicare la via stessa e ordinare così la via monastica al monaco stesso, in quello che poi è colui che giudicherà quello che è la vita monastica, la vita del cristiano stesso, e cioè il Cristo che troviamo in mandorla, per così dire, perché c'è appunto questa simbologia della mandorla, che è un antico simbolo che viene anche dall'epoca ebraica, insomma dal mondo ebraico, che il mandorlo è il primo albero a fiorire in primavera e quindi è il segno di Cristo che vigila, è il segno del cristiano che vigila stesso. È sempre, diciamo così, un precursore. Prima di tutti lui è presente, Cristo è questo. E lo vediamo in mandorla con un volume del Lego Sum Alpha et Omega, Primus et Novissimus, Initium et Finis, che è sì riferibile all'Apocalisse di Giovanni, ma è comunque sempre una condizione che si rifà a quello che è il giudizio stesso di Cristo. Ma non è un giudizio così, come dire, perentorio verso il cristiano, verso il monaco, ma è proprio di indirizzo verso la conoscenza del mistero di Cristo, del mistero di Dio e dell'arrivare in paradiso. Infatti lo vediamo lì assiso in questa forma così cosmica, con questi simboli cosmici attorno a lui, quindi come che fosse il re dell'universo. Altre scene importanti che riguardano quindi l'obbedienza monastica, l'umiltà, e questo è quindi il segno, diciamo così, iniziatico, no, del monaco, riguardano le altre scene degli affreschi, molto importanti. Vediamo anche scene derivate o comunque ispirate alle scritture che troviamo soprattutto relative al Vangelo di Marco, per quanto riguarda l'arresto, la cattura di Gesù, e lì vediamo l'atto di Cristo che
con quell'altro segno, con quel segno che dicevo appunto prima, lo vediamo qui in sovraimpressione, indica a Pietro ubbidienza, non fare quel gesto del taglio dell'orecchio a Malco, no? Che avevano appena catturato Cristo. Vediamo un'altra scena importante, che è quella dell'ultima cena, ma vediamo in questa scena anche quello che è il senso della riconciliazione, della pace che Benedetto indica nella sua regola. È perché nel monastero stesso è sempre continuo questo senso della riconciliazione, della pace, non ci devono essere divisioni, che è quello che Gesù stesso ha fatto anche nell'ultima cena, benché ha indicato colui che lo tradiva. Molto interessanti questi aspetti, che riguardano sempre questo rapporto complementare tra ciò che la regola vuole dire, che ricordiamo è un grande compendio delle Sacre Scritture, oltre che dei padri della patristica, e poi vediamo una condizione molto importante, che è quella che deve riportare al senso stesso della regola. Benedetto vuole formare i monaci secondo le prime comunità di Gerusalemme. Infatti vediamo in una fascia quasi più alta di questi affreschi di Saccargia 14 figure, 13 apostoli compreso San Paolo, quindi ci sarà certamente San Mattia, e poi la Madonna, in un atto appunto di preghiera, diciamo così, orante, segno evidente che quello è il senso stesso di ciò che cerca Benedetto, riportare agli atti degli apostoli i monaci con la comunità di Gerusalemme. Bruno, ascoltarti ovviamente diventa sempre più un piacere. Niente, io ti ringrazio per tutte queste delucidazioni che ci dai in ambiti sempre diversi di settimana in settimana. E a tal proposito ti chiedo, settimana prossima? E così come noi vogliamo sempre invogliare i nostri amici a casa ad andare in questi luoghi, vederli, viverli, noi andremo a vivere la realtà del canto a tenore di Orosei e parleremo di un ballo particolare, di un canto a ballo particolare, e parleremo appunto di questa pratica così importante in Sardegna. Bene, allora vi invito a stare con noi anche giovedì prossimo insieme a Bruno Lombardi, e giovedì faremo una puntatina d'Orosei per parlare di canto a tenore. Biazantes, continuate a guardarci. Grazie Bruno. Grazie a voi.